Buonasera e ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Urne aperte da domani mattina in 38 comuni della regione per le elezioni amministrative. Le sfide più attese sono quelle per la poltrona di sindaco di Trieste e Pordenone, ma c'è grande attesa anche per l'esito delle votazioni in provincia di Udine. Si vota anche per il rinnovo dei consigli comunali di Latisana, Palmanova e Tarcento. Un banco di prova per i partiti ma anche per le alleanze future a un anno e mezzo dalle elezioni nazionali ma anche regionali. Le amministrative quest'anno eccezionalmente d'autunno per la pandemia vedranno coinvolti 38 comuni in Friuli Venezia Giulia, tra questi anche le due città capoluogo di Trieste e Pordenone. Oltre a questi anche Cordenonse e San Vito al Tagliamento, superando i 15.000 abitanti, prevedono il turno di ballottaggio, previsto per il 17 e 18 ottobre nel caso in cui uno dei candidati non superasse il 50% più uno delle preferenze. I cittadini chiamati alle urne sono 367.228, di cui 176.092 uomini e 191.136 donne. Si va dai 184.489 di Trieste ai 227 di Dogna. Dei 38 comuni al voto se ne contano 21 nella provincia di Udine, 11 di Pordenone, 4 di Gorizia e 2 della provincia giuliana. La sfida più attesa è sicuramente quella del capoluogo della regione, dove gli sfidanti sono addirittura 10 supportati da 21 liste, mentre a Pordenone, altro comune su cui sono puntate gran parte dell'attenzione, sono 4 i contendenti alla poltrona di sindaco. Confronti accesi si annunciano a Grado, Latisana, Palmanova, Tarcento. Invece a Dogna, Resiutta, Ronchis e Sauris si è presentato un singolo candidato. Per loro l'obiettivo è il quorum del 50% dei votanti. Seggi aperti dalle 7 di domani mattina fino alle 23, lunedì sarà possibile votare dalle 7 alle 15. E ora passiamo all'emergenza sanitaria. Sono stati riscontrati oggi 82 nuovi positivi nella nostra regione. Su 4.635 tamponi molecolari sono stati rilevati 74 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,60%. Sono inoltre 6.845 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 8 casi, 0,12%. Nella giornata odierna non si registrano decessi, rimangono 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 40. Per quanto concerne il personale del Servizio Sanitario Regionale, si registra la positività di un operatore. Relativamente alle strutture residenziali per anziani si rilevano 3 contagi tra gli operatori a Trieste, Udine e San Quirino. La CISL FP è estremamente preoccupata per la tenuta dei servizi sanitari di ASU FC, che definisce a rischio collasso. La preoccupazione nasce dall'analisi dei dati del rendiconto dei primi 6 mesi 2021 e dell'aggiornamento del PAL 2021 datato 20 agosto, non tralasciando le conseguenze della sospensione del personale non vaccinato. In 2 anni e mezzo le aziende sanitarie confluite in ASU FC hanno perso 307 dipendenti, 239 del comparto e 68 dirigenti. Situazione surreale iniziata con una drastica riduzione durante la fase commissariale che continua tutt'oggi nonostante l'emergenza sanitaria che perdura da 20 mesi, continua il sindacato. Inoltre durante i primi 6 mesi del 2021 dal sistema infermieristico sono usciti 67 unità. Rinnovata, aggiornata, accogliente e propositiva, con tante cose da mostrare e da comunicare. Casa Moderna numero 68 è stata inaugurata oggi con il tradizionale taglio del nastro affidato alla campionessa di scherma Mara Navarria, che ha rappresentato l'Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo. Si è aperta oggi Casa Moderna, la sua 68esima edizione, la più importante fiera del Friuli Venezia Giulia, promuove e rilancia il settore casa legno arredo, con 300 marchi esposti e 46 eventi in programma su 9 giorni. Tornano tante grandi aziende, arrivano nuove aziende con delle esposizioni che mi hanno veramente emozionato. Vista stamattina a colpo d'occhio tutto finito, è davvero un'esperienza da vivere questa Casa Moderna. Apprezzato il restyling in atto, in corso, dopo tanti anni d'attesa del quartiere fieristico. È bello, finalmente, io dico bello, ci voleva. Ma quello che ho apprezzato è davvero gli stand con i grandi nomi del Friuli Venezia Giulia, un settore che sta
è ripartito alla grande, sia per quanto riguarda i consumi interni sia per quanto riguarda l'export. La regione è vicina, anche qua dobbiamo dirlo, la regione è presente con uno stand nel quale viene promosso il nuovo brand, vengono promossi i voucher Turesta. Udine, mia città natale, quindi veramente mi sento in casa. Poi questa manifestazione ho sempre partecipato fin da bambina, un po' trascinata dai miei genitori, però adesso è importante perché questi sono anche è un evento che tipico comunque della città di Udine e dove vengono esposti anche tutte le aziende, hanno uno spazio espositivo e davvero ho avuto un colpo d'occhio perché tutta la zona è stata risistemata, molto bello. Il celebre critico d'arte Vittorio Sgarbi è stato ospite questa mattina a Storia con una lezione sul binomio tra arte e follia. Immancabili le critiche al Green Pass e le altre misure anticontagio indispensabili per accedere all'area del Festival di Gorizia e contro le quali il deputato si è scagliato in numerose occasioni. In tantissimi quest'oggi non hanno voluto mancare alla lezione magistralis di Vittorio Sgarbi sull'arte e la follia, appuntamento molto atteso nel calendario di Storia Gorizia. Il critico d'arte ha tracciato un lungo excursus attraverso alcuni dei più grandi artisti dall'Ottocento ad oggi. Molte inoltre le critiche al Green Pass, indispensabile per entrare nell'area di Parco Basaglia, dove è in corso la kermesse fino a domani. La follia è sempre attuale, ma ha avuto diverse considerazioni. Nel passato era una condizione di infelicità senza rimedio. Il matto o il cosiddetto matto è semplicemente una persona che ha un'intelligenza alterata o un turbamento interiore, spesso non pericoloso altro che per se stesso. In manicomio uno è solo anche con gli altri, cioè non c'è comunità. Se uno è dentro il padiglione al Green Pass e sta a 1 metro, l'ho detto a Draghi, ma mi ha detto certo che lo capisco, però il mio obiettivo è convincere le persone a vaccinarsi, quindi è una finalità che però d'altra parte contraddice i diritti fondamentali di uno che abbia delle sue buone ragioni per non voler avere il Green Pass o fare il vaccino, per cui capisco che noi saremo tutti pazzi, ma io non ho nulla contro i vaccini, però se uno non vuol prendere un aereo non è che lo costringo, è questo che ho detto. E allora la costrizione per una cosa che è dannosa solo per te è una follia, perché se uno è vaccinato che rischio deve correre? E che non è vaccinato, quindi perché vuoi costringerlo? A Giugliano, al centro Balducci, continua il convegno Se la retta vi è smarrita, uniamoci per rivedere le stelle. Tra i temi affrontati l'accoglienza, la pace e i diritti umani. Oggi un laboratorio con gli studenti delle scuole medie. Lotti, l'accoglienza, lo sguardo sul futuro, la pace, l'umanità incontra la creatività dei ragazzi, l'arte, le parole. Oggi stiamo facendo un laboratorio del futuro. In qualche modo inauguriamo il cantiere dei cantieri, il cantiere dell'avvenire, quel luogo dove questi ragazzi e ragazze dovranno crescere. Il laboratorio che oggi stiamo realizzando è un'occasione per loro per imparare a lavorare con il futuro senza avere paura, ma sviluppando anche la propria capacità, la propria consapevolezza delle sfide che ci attendono, in maniera da diventare tutti più consapevoli e più responsabili. Secondo lei questa responsabilità, questa solidarietà si è fatta sentire anche nel periodo della pandemia oppure è stata dimenticata? Abbiamo bisogno di riscoprire tutti i giorni che se vogliamo avere un futuro, se vogliamo affrontare i problemi, dobbiamo sviluppare la nostra capacità di prenderci cura gli uni degli altri. Non è solo solidarietà, è proprio prenderci cura. La cura è il contrario dell'indifferenza, del me ne frego, del penso solo a me stesso. No, noi avremo un futuro solo se riusciremo a cambiare, insomma, in qualche modo a pensare un po' meno solo a noi stessi e pensare agli altri, a tutti quelli che ci circondano, perché la solitudine, l'isolamento uccide forse ancora più delle bombe. Oggi si celebra la festa dei nonni e per l'occasione l'associazione 50 e più ha voluto premiare 4 nonni speciali che si sono distinti nell'imprenditoria, nel volontariato e nello sport.
4 nomi legati al Friuli, dall'imprenditoria alla sanità passando per lo sport. Per la giornata dei nonni, l'associazione 50+, ha organizzato questa mattina in Camera di Commercio una festa per ricordare il valore umano, sociale e affettivo della terza età. Tra i premiati l'allenatore Luigi Del Neri, la decana dell'imprenditoria Marina Bonazza De Ecker e il presidente di Federsanità Giuseppe Napoli. Il premio special quest'anno è stato riservato a Benito e Giannola Nonnino. Diciamo che il nonno rappresenta una gioia, non con tanti pensieri. L'importante è che il nonno sia sempre vicino ai propri nipoti, che li sappia far vivere bene, che dia loro dei consigli giusti e che sia così foriero di grandi consigli per poter andare avanti nella vita. Essere nonni è bellissimo, tornando indietro cercherei di mettere in atto quello che mi ero ripromessa, cioè di dedicare veramente il sabato ai miei nipoti, però li adoro, ci danno tante soddisfazioni e penso che il giorno dell'anno più bello per me e per Benito è la vigilia di Natale, in cui finalmente solo la nostra famiglia, la pura famiglia, si riunisce. È un'esperienza che riguarda gli aspetti personali, intimi, e per fortuna, come dire, preservati anche dalla quotidianità, ma poi sono quelli su cui si fonda tutto il resto della propria esistenza. Torna il campionato, domani siamo allo sport, Udinese e Pordenone chiamate a rispondere sul campo dopo gli ultimi risultati negativi. I bianconeri, reduci da 3 sconfitte consecutive contro la bestia nera Sampdoria, mentre i ramarri se la vedranno con il Vicenza in un match che è già fondamentale per non retrocedere. Sentiamo entrambi i mister, il tecnico dell'Udinese Gotti e del Pordenone Rastelli. Sì, è una bestia nera dell'Udinese, ma di sicuro è una bestia nera per me, perché credo che io ho perso tutte e 4 le partite che ho giocato contro la Sampdoria nella mia gestione. Mi aspetto una Sampdoria determinata come noi, vogliosa di far punti come noi. È una squadra che ha avuto un calendario analogo al nostro, perché in queste prime 6 partite ha affrontato tante delle big come noi e quindi ha raccolto magari meno punti di quelli che sono il valore intrinseco della squadra, che ritengo essere un'ottima squadra. È importante come erano quelle che abbiamo giocato prima e come saranno importanti le successive. È indubbio però che si affrontano 2 squadre alla ricerca di punti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili e quindi sarà per tutte e 2 le squadre sicuramente una partita fondamentale per il proseguo di questo campionato. Credo che i ragazzi abbiano pagato oltre i loro demeriti alcune situazioni che abbiamo pagato a caro prezzo, e quindi sulla base delle cose positive che comunque in questo mese i ragazzi hanno fatto vedere, cercare di creare quella fiducia, di non perdere quell'entusiasmo per cercare comunque di portare a casa una vittoria che significherebbe tanto, ci farebbe un po' respirare e vedere il futuro sicuramente più roseo. È stata emessa l'ordinanza prefettizia che dispone la chiusura delle strade domani mattina sul percorso della maratonina internazionale Città di Udine, che verrà disputata su un itinerario completamente nuovo e interamente racchiuso nel comune di Udine, con partenza in via della Vittoria di fronte all'Istituto Sello e arrivo in via Vittorio Veneto. Da circa un'ora prima dell'inizio della corsa e fino al termine della stessa Piazza della Libertà e via Cavour saranno chiuse con transenne, quindi circa le 8:30. Le altre strade interessate dalla mezza maratonina verranno precluse al transito fino al passaggio della macchina di fine gara, venendo poi riaperte man mano. Le linee urbane di autobus che percorrono l'itinerario di gara saranno deviate a cura della SAF. E noi siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona serata. Arrivederci.